E allora Benjo Rovigo Volley Regina d'Italia, primo obiettivo stagionale centrato per le ragazze del presidente Monesi, di Nicola Benini, di Andrea Scanavacca e che sono qui stasera con noi, e ben trovata Ilaria Corazza. Allora, la Coppa finalmente è stata vinta, Presidente, questo davvero un grande obiettivo raggiunto. Sì, in effetti è un obiettivo raggiunto che ci rende particolarmente contenti. No, scherzi a parte, volevo minimizzare, ma ovviamente per scherzo. È stata una grande gioia della società, delle ragazze, di pubblico, della città. È stato un obiettivo raggiunto, voluto e raggiunto, che ha dato forse ancora più soddisfazione di quello che ci si aspettava per tutto il contesto che ne è uscito, quindi davvero ovviamente un brave alle ragazze che sono scese in campo. Bene così, avanti, interessante. E allora questa puntata di Volley Time ha la nostra Coppa proprio al centro come ospite d'onore, ma ovviamente anche il mio omino senza testa oggi ha cambiato divisa, indossa la maglietta proprio con il logo delle Final Four. E allora Andrea, la seconda domanda è per te, una vittoria non solo in campo ma anche intorno a voi. Buonasera a tutti, sì, diciamo che è stata una sorpresa sicuramente positiva, perché come società abbiamo fatto il possibile insieme all'amministrazione comunale per rendere al meglio la manifestazione. Diciamo che non ci aspettavamo assolutamente un pubblico così, e quindi per questo a noi come società è un orgoglio, ma devo dire che è una risposta importante, una risposta positiva, perché vuol dire che Rovigo è una città che può anche far bene anche con la pallavolo. Quindi un ringraziamento a tutti, a quelli che hanno collaborato con noi, a tutti i genitori, le famiglie, i bambini, ai presidenti delle società, perché come ho sempre detto questa è una coppa non solo della Benge, ma deve essere una coppa del Polesine e tutte le società che fanno parte. E allora Nicola, raccontaci un po' queste partite, col Pinerolo una vittoria al tie break, col Tavazzano dominio assoluto. Beh, col Pinerolo abbiamo pagato secondo me anche tantissimo l'emozione, c'era molta tensione in campo, nonostante fossimo 2-0 si tagliava col coltello la tensione, era normale, perché una cornice di pubblico del genere ti carica, ma nello stesso tempo un po' ti spaventa, ti mette a soggezione se non ci sei abituato. Quindi abbiamo vinto sul filo di lana, una partita che a un certo punto sul 9-11 per gli avversari sembrava ci stesse scappando di mano, e poi invece sabato per la finale gli animi erano molto più sereni, c'era molta più carica e ero molto più sereno, molto più tranquillo, perché si respirava proprio la consapevolezza di andarsi a giocare una partita e di avere le carte in regola per vincerla, quindi non l'abbiamo veramente mai messa in dubbio e quindi è andata bene, abbiamo festeggiato. E allora Ilaria, intanto bentornata nel nostro salotto e raccontaci, questo per te è stato finora, per la tua carriera, il trofeo più importante, quali le tue emozioni? La Coppa Italia per adesso l'avevo giocata solo alle fasi proprio iniziali, non me ne sono resa ben conto ancora sinceramente di quello che abbiamo conquistato, però sicuramente quando tra 10-20 anni ci ripenserò, sarò sicuramente orgogliosa di aver conquistato una Coppa così. Bene, e allora Presidente, di sicuro ovviamente il trofeo è prestigioso, ma allora questa vittoria molto importante sta un po' offuscando il campionato o no? No, perché in realtà da quest'anno, o meglio, noi abbiamo i nostri 2 anni di storia che si compiranno a giugno, quindi l'anno scorso siamo partiti un po' in sordina. Da quest'anno, da inizio stagione, abbiamo una sede fisica e c'è anche il buon Andrea ha predisposto una bacheca che ad oggi era ancora vuota. Sì. Quindi comunque era necessario trovare qualcosa da mettere, quindi la Coppa e il campionato sono il minimo che dobbiamo mettere. Bisogna quindi riempire questa bacheca. Sì, altrimenti si riempie di polvere, poi non è bella da vedere, quindi dobbiamo comunque
raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati. E ancora, scherzi a parte, effettivamente abbiamo fatto quest'estate tutti gli sforzi organizzativi, finanziari, di coinvolgimento per mettere insieme un gruppo che avesse due caratteristiche, quelle di essere un gruppo e quello di riuscire a vincere. La Coppa effettivamente rappresenta il raggiungimento del primo risultato. Il caso vuole, o meglio i risultati sportivi vogliono, che vicino alla Coppa ci sia anche la possibilità, vicino dal punto di vista temporale, sì, ci sia anche la possibilità di raggiungere l'obiettivo della vittoria in campionato o comunque della vittoria, sì, matematica del campionato, quindi avanti tutta, che non ci deve fermare nessuno. Molto bene, e ovviamente venerdì e sabato il palazzetto di Rovigo era traboccante di ospiti. Andrea, tu sei stato il vero motore dell'organizzazione di questa Final Four e anche da sportivo allora un orgoglio insieme a un altro, quello di vedere il palazzetto pieno e quello di vedere la tua squadra sollevare la coppa. Ma diciamo che da solo non sarei riuscito. Io mi sono messo a disposizione con il Presidente 2 anni fa, quando ci siamo incontrati così casualmente, e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Questo fa parte dei nostri progetti, dei nostri obiettivi, che naturalmente questo non è un arrivo per noi, ma sicuramente deve essere un percorso che vogliamo ancora continuare, perché la nostra società deve essere una società che deve ambire, mantenendo con i piedi per terra, perché sicuramente i risultati sportivi sono importantissimi, sono essenziali per dare entusiasmo, però ci sono anche altri obiettivi che sono quelli di coinvolgimento, sono quelli che noi ci aspettavamo, non così, quindi per noi ancora ci dà ancora più forza, perché vuol dire che la città di Rovigo ha risposto bene, quindi noi già stiamo lavorando per il prossimo anno, perché naturalmente la nostra società deve essere una società che deve puntare non solo dal punto di vista sportivo in alto, ma anche dal punto di vista organizzativo. E diciamo che questa è una soddisfazione, perché veramente mette nelle condizioni le ragazze di giocare in un palazzetto pieno, strapieno, 800 posti, quindi esaurito, sì, sia il venerdì, esaurito sia il sabato. Purtroppo non potevamo avere più posti perché la capienza, sì, era quella, altrimenti probabilmente avremmo riempito di più, però veramente questo le ragazze hanno sentito, come diceva Nicola, la pressione, perché appena sono entrate avere 800 bandierine, sì, e i colori giallo-neri, sì, dà veramente una carica che può essere positiva ma nello stesso tempo negativa. Io ho avuto la fortuna magari di giocare in altri anche in contesti, quindi so benissimo quanto veramente l'energia mentale a volte ti può giocare di brutti scherzi. Sì. Quindi veramente bravi, ma come ho detto iniziare da Nicola e da Carlo Santin, perché si meritano quello che stanno facendo, perché le ragazze vanno sì in campo, però sono guidate e sono state guidate veramente molto bene fino adesso, quindi noi siamo contenti, non ci dobbiamo assolutamente fermare, perché l'obiettivo è quello di continuare su questa strada. E allora Ilaria, lo avevamo sempre detto prima delle finali di Coppa Italia, che il fortino di Rovigo sarebbe stato per voi il valore aggiunto per una sperata vittoria. La vittoria è arrivata. Come è stato giocare davanti a un palazzetto praticamente giallo-nero? Devo dire la verità, ero molto concentrata durante, sì, le partite, cioè mi rendevo conto soprattutto quando facevamo punto che c'era un boato incredibile, sì, e sicuramente ti dà una carica in più, anche soprattutto alla finale che venivamo da 5-7 ed eravamo magari un po' stanche, sì, però cioè, ti dà una carica incredibile. Quindi erano delle sensazioni vere quelle che si auspicavano prima, insomma, di ottenere le Final Four in casa. Sì, sì. Allora, Nicola, tu sei una persona molto riservata, lo sappiamo, però adesso, alla luce di questa meravigliosa coppa che c'è sul tavolo, le tue sensazioni da allenatore, quali sono state? Beh, ho avuto emozioni molto forti dal weekend, già dalla semifinale, perché ci si aspettava tanto pubblico, si vedeva tanto pubblico, tanto calore, perché comunque, come abbiamo sempre detto, venivamo da una striscia di vittorie importanti, quindi il pubblico stava affezionando, tante mani da stringere prima di entrare in campo, sì, tanta gente che ci complimenta fuori, poi l'abbiamo vissuto un po' già dagli inizi, quindi dalla prima partita, sì, e la tensione era palpabile, saliva di minuto in minuto nell'attesa di giocare.
E poi quando lo speaker ha cominciato a presentare la nostra squadra, il boato di gente è veramente da pelle d'oca. Poi io non dovevo giocare, quindi io ero un po' più sereno rispetto ovviamente alle giocatrici, però c'era una differenza notevole, si sentiva veramente una tensione molto alta. E poi sono rimasto più così commosso dalla vittoria in semifinale e dal pre-partita della finale che dalla finale stessa. Ah, ecco. Perché, non lo so, la finale la stavamo giocando bene, eravamo in trance agonistica, eravamo molto sul pezzo, molto concentrati, quindi quando è andata giù l'ultima palla sì, è scoppiata la gioia, ma non forte come la sera prima. Era quasi più preparata, vuoi dirci? Sì, nel senso che l'avevamo giocata bene, quindi stavamo portando a casa. Poi la sera quando sono arrivato a casa ho guardato i video su internet e un po' di groppo in gola è arrivato, perché cominci a realizzare quello che è successo, cominci a senti anche i rumori esterni, i rumori del boato del pubblico, le esultanze, quello che abbiamo comunque lasciato anche alla gente che è venuta al palazzetto, e quindi comincio a realizzare di aver fatto qualcosa di importante, di molto bello. E da parte nostra ovviamente i più grandi complimenti non solo a te, anche alla squadra e anche a tutto lo staff che ha ruotato intorno all'organizzazione. Presidente, se l'aspettava una risposta così positiva da parte del territorio? Sì e no, nel senso che ci aspettavamo una risposta positiva da parte del territorio, perché normalmente, o meglio, le partite di un po' di cartello più importanti, ma abbiamo visto, secondo le nostre stime, 500-600 persone al palazzetto. Abbiamo visto comunque risposte importanti anche per partite, diciamo così, non di cartello, quindi comunque una risposta ce l'aspettavamo. Devo dire che nessuno di noi aveva stimato una risposta così importante da tutto il territorio, ma a Rovigo ha risposto bene, la provincia ha risposto bene, sono venuti da Comacchio, sono venuti da province diverse, al di là di chi ha seguito le squadre Lodi, Pinerolo e Messina, proprio sono venuti anche da 100 km di distanza, quindi vuol dire che effettivamente l'evento ha preso il territorio, e se consideriamo che Palazzetto contiene quello che può contenere, cioè quegli 800 persone, mi piace di più dire meno di 1000, e consideriamo che una finale di A2 femminile Coppa Italia fa comunque 8000 persone, voglio dire, è stata una risposta davvero incredibile. E allora Andrea, un ricordo piacevole e uno meno di questa Final Four? Di ricordi ce ne sono tantissimi, ricordi positivi sicuramente è stato il venerdì quando sono entrate dentro le squadre, è entrata dentro la Benge, e dove era stato preparato insieme a tutte le ragazzine lo sventolio di tutte le bandierine, i pompon, quindi lì è stato veramente molto molto emozionante dal punto di vista proprio di tutto, perché palazzetto pieno e ti rendi conto che veramente vuol dire che qualcosa di positivo c'è, lì è stata un'emozione particolare. Meno positiva forse il discorso di Messina, perché credo che io, insomma, nello sport bisogna anche saper accettare determinate regole. Parli della parte organizzativa? Parlo organizzativa in generale, insomma, di quello diciamo, però sono cose che naturalmente, insomma, ho lasciato un po' così, che sinceramente è l'unica cosa un po' che non è andata a buon fine. Per il resto abbiamo ricevuto... Solo per chi magari non ha seguito sempre, raccontaci di quello di cui stiamo parlando, perché si capisca. No, diciamo che Messina si è lamentata contro noi perché dice che non era giusto farla a Rovigo, doveva essere fatta a Messina, però noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare in regola, non abbiamo assolutamente fatto niente contro le regole, hanno deciso di portarla a Rovigo perché abbiamo presentato un'offerta probabilmente migliore, e noi la cosa che ci dà anche
lustro, è perché le società da Lodi e Pinerolo, le altre due, ci hanno mandato il mail facendoci complimenti per l'organizzazione, quindi questo a maggior ragione vuol dire che l'evento è uscito, piaciuto, è riuscito. Esatto. Quindi ecco, diciamo, l'unica cosa è riguardo lì per il Messina, però per il resto... Comunque da conduttrice mi permetto di dire che la scorsa volta, quando qui c'erano appunto gli esponenti delle altre squadre, mi sembrava che comunque col Messina ormai si era appianato tutto. Sì, ma no, ma non voglio fare polemiche, sì, proprio mi hai chiesto un momento positivo, un momento negativo. Diciamo che quello è stato perché in un contesto, in un qualcosa che noi non c'entravamo nulla. Noi abbiamo fatto la nostra proposta, la federazione è stata accettata la nostra proposta, basta. Per resto non c'è assolutamente nulla, non voglio nemmeno, anzi ringrazio Messina per essere venuto qua, per aver partecipato, perché alla fine lo sport deve essere anche questo. Sono stati 2 giorni bellissimi, giocato una ottima pallavolo, di festa, e lo sport deve essere questo. E allora, a proposito di festa, Presidente, come avete festeggiato subito dopo la partita? Beh, al di là dei baci e abbracci che ci quelli li abbiamo visti anche nella clip di apertura, che ci sono stati in campo, poi ovviamente abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, festeggiare la società, cioè le ragazze, lo staff e amici, diciamo così, vicini. Ci siamo un po' ritrovati in pizzeria facendo anche qualche brindisi, e ragazze si sono divertite anche facendo qualche coretto, quindi diciamo abbiamo allietato la serata anche in pizzeria. È stato comunque molto bello, piacevole, anche perché in quel momento con la Coppa presente inizi a realizzare che effettivamente la Coppa Italia sta qui, non sta da un'altra parte. E l'altro commensale, no, di quella sera è stata proprio la Coppa. Allora Ilaria, quale di quelle che sono state le tue avversarie hai temuto di più? Temuto non ho temuto nessuno, diciamo che e questa è già una bellissima risposta. Quello che mi dicevano, che erano forte, così, cioè, a dire la verità, ho fatto dei brutti sogni venerdì notte, però cioè, alla fine secondo me noi abbiamo dimostrato che, vabbè, oltre le capacità tecniche che possiamo avere individuali come giocatrici, siamo state molto unite e soprattutto umili, non ci siamo presentate alla finale con nessuna pretesa, siamo rimaste concentrate sulla partita, e anche questo ci ha aiutato a vincere. Comunque sei soddisfatta della tua prestazione nelle partite di Coppa? Sì, io più che altro sono soddisfatta di tutta la squadra, perché veramente, lo ripeto, l'ho detto da sabato, non mi aspettavo una partita così e non mi aspettavo una forza di squadra così grande, cioè veramente non ho mai provato una sensazione quest'anno. Quindi insomma la Benj è davvero quello che abbiamo raccontato per tante puntate qui in studio, è una vera squadra che funziona, che è coesa, e soprattutto dalla clip di apertura abbiamo visto che vi ha raggiunto per festeggiare anche Barbara, e quindi ti chiedo come sta. Ho sentito che finalmente si è tolta il gesso, quindi insomma abbiamo un progresso. Sicuramente è stato un brutto infortunio che insomma è molto spiacevole sia per Barbara che per noi. Ci manca, sarebbe stato sicuramente un aiuto in più alla Coppa Italia, anche se vabbè, fortunatamente non ne abbiamo avuto bisogno, però cioè, penso che insomma, siamo tutte dispiaciute per il suo infortunio, perché la volevamo con noi. E allora noi anche la salutiamo Barbara e speriamo appunto che presto torni in campo con tutta la squadra. Nicola, quello che volevo chiederti è, il percorso della Benj è stato un percorso nettissimo, anche quello di qualificazione alla Final Four. Ti aspettavi tutto ciò? No, non mi aspettavo tutto ciò, perché comunque anche la prima fase, io pensando alla Coppa Italia ho detto che è veramente la vittoria del gruppo, perché all'inizio delle partite non stavamo brillando per gioco, per cose particolari, ma c'è stato bisogno di tutti, perché tra acciacchi e partite sottotono si sono rese protagoniste anche persone che magari durante il campionato hanno avuto poco spazio. Non solo si sono rese protagoniste, ma sono state anche decisive in alcuni momenti del primo girone. Poi, guardando la griglia, l'abbinamento con Belluno, non nascondo che mi aveva un po' spaventato, perché Belluno
è stata l'ultima squadra che ci ha battuto e quindi è una squadra che reputavamo alla nostra altezza, pericolosa, e un doppio scontro era pericoloso. Sì. E invece quando ho visto come abbiamo approcciato la partita di Belluno ho cominciato a credere nelle possibilità reali di ingranare un buon rollino di marcia, che poi abbiamo continuato anche in campionato. E quindi in Final Four non temevo Lodi come non temevo Pinerolo. Temevo il fatto di giocare in casa perché ho sempre detto che poteva essere una... Come diceva Andrea, pro e contro. Sì, insomma, poteva di avere dei pro ma anche dei contro, quindi la tensione è andata via venerdì e sabato non ero più spaventato, ero tranquillo e rilassato. Però ti rendi conto comunque quando ci arrivi in fondo che 12 partite senza sconfitte le abbiamo fatto solo noi quest'anno e quindi abbiamo fatto qualcosa di importante. Adesso domenica c'è il derby con il Baule di Occhiobello, c'è insomma tensione per questa partita, avete organizzato qualcosa anche per festeggiare magari la vittoria di Coppa? Io non ho organizzato proprio niente. No. Presidente? No, l'organizzazione aspetta la società. Per il nostro allenatore, qual è il risultato che ci aspettiamo, o meglio che pensiamo di raggiungere domenica? Suppongo il 3-0, qualcosa che si avvicina. È l'unico accettabile, tra l'altro, tengo a sottolineare. No, comunque che partita sarà quella di domenica? Beh, loro hanno bisogno di punti, però io credo che arrivati a questo punto della stagione sarebbe stupido non cercare la vittoria, non cercare di rimanere imbattuti e di festeggiare davanti al nostro pubblico non solo la Coppa, ma anche quella agognata, diciamolo, promozione, diciamolo. Tanto ormai una promozione anticipata che tanto insomma una promozione che ormai stata... ci siamo conquistati sul campo e quindi sarebbe bello festeggiare insieme ai nostri tifosi domenica in casa, al di là del derby. Sì, certo, quindi comunque un occhio alla classifica lo diamo lo stesso, dai. Allora chiedo alla regia di mandarcela questa classifica, così insomma, visto anche il risultato già acquisito, quello insomma che lo abbiamo detto, se vincete la promozione è quasi assicurata. E allora, chi vuole commentare? Fate voi, Ilaria, dai, faccio io. Io, sinceramente, c'è una classifica che per me a 4 giornate dalla fine va benissimo. Il derby resta comunque una partita un po' particolare per voi? Cioè, per me, io un derby purtroppo non sono di qua, quindi per me è una partita importante come le altre, però insomma le squadre più vicine a noi le abbiamo già affrontate. Rimangono insomma quelle sulla carta più facili, quindi dovrebbe essere tutto in discesa, speriamo. E allora cosa servirà per giocare un ottimo derby, Nicola? Continuare sulla strada che abbiamo intrapreso quasi 4 mesi fa. Molto bene. E allora per oggi il nostro tempo è praticamente terminato. Io vi ricordo che comunque tutte le informazioni della squadra restano a disposizione sul sito della Benj, benjrovigo.it, e l'appuntamento, lo ricordo appunto quello di cui stavamo parlando, quello con il derby e con il Baule di Occhiobello, è per domenica 15 aprile alle ore 18, ovviamente al Palazzetto dello Sport di Rovigo, per la 10ª giornata di campionato di ritorno. Ancora i nostri più grandi e sentiti complimenti per la vittoria di questa splendida Coppa. L'appuntamento con Volley Time torna la prossima settimana, sempre alle 21, sempre su Veneto Oggi. Arrivederci.